Prosegue in Consiglio regionale del Lazio la discussione sul piano casa. Dopo la sospensione a seguito dell'approvazione dell'articolo 3, l'Aula, presieduta da Mario Abruzzese, ha affrontato la discussione generale sull'articolo successivo, focalizzando la propria attenzione sugli emendamenti. E proprio la giornata di oggi si è contraddistinta per la dichiarazione del Ministro dei Beni Culturali Giancarlo Galan, il quale ha denunciato che ci sono evidenti tracce di incostituzionalità nel piano casa in discussione per la Regione Lazio. Il Ministro ha sottolineato il suo ruolo di intervenire alla fine e del suo interesse per il Paese e le coste. Nel testo attuale, commenta il Ministro, viene in pratica previsto un condono in aree vincolate, ma il condono è una materia nazionale. Il suo dovere come Ministro dei Beni Culturali è quello di tutelare il patrimonio culturale, ma per lui questa legge tende a svilire le difese, ad indebolirle. È esattamente l'opposto di quello che ci vuole nel nostro Paese, ha commentato. Il piano casa insomma si può fare, ribadisce Galan, ma senza mettere cose incostituzionali e senza indebolire le difese che questo povero patrimonio artistico, culturale, monumentale italiano ha. In pericolo, aggiunge, anche le coste. Il Ministro ha citato come paragone il piano della Regione Veneto, di cui è stato governatore. Il Veneto ha dato un buon esempio: le leggi si possono fare, ma bene, senza provvedimenti incostituzionali e senza svilire il patrimonio artistico e monumentale dell'Italia. Su 162 km di litorale laziale sono stati avanzati 45 permessi per realizzare nuovi porti. E vogliamo ridurre così le difese dello Stato? Chiede il Ministro. Io sono dalla parte delle difese delle coste del Paese. Adesso, conclude il Ministro, bisognerà vedere se il testo viene approvato e come. Forte dissenso da parte della Presidente Polverini alle dichiarazioni del Ministro Galan, che ai nostri microfoni ha replicato. Il Ministro non può intervenire rispetto all'autonomia legislativa che il Consiglio regionale ha in un provvedimento che in queste ore è in discussione in seno al Consiglio, quindi lo considero un fatto gravissimo sia dal punto di vista istituzionale, se mi consente anche personale. Di questo chiaramente ho anche informato i vertici del PDL e il Presidente del Consiglio.